Visini, una collaborazione quindi tra il gruppo sportivo Marinelli di patron Claudio Martinelli e con promoserio Alessandra Visini. Buongiorno Alessandra, direi manca poco allo start, ma soprattutto un format che in 4 anni ha raggiunto veramente una bella notorietà e da quest'anno, anzi dall'anno scorso, una bella collaborazione tra promoserio e soprattutto gruppo sportivo Marinelli. Sì, Promoserio ci ha sempre creduto, è 4 anni che ci crede in questa manifestazione per far conoscere il territorio della Val Seriana, soprattutto qua nella bassa Val Seriana, come la definiamo noi, i sentieri per la mountain bike sono molti e sono anche ben tenuti, quindi abbiamo deciso di organizzare qua questa grande manifestazione di bici. Grazie al Marinelli siamo riusciti a dargli continuità, quindi a crederci ancora di più e farla crescere anche negli anni. Ovviamente un grazie speciale a tutti gli sponsor, a Marzio Deo che è il nostro direttore tecnico del percorso, che ovviamente si occupa di tutta la parte tecnica, noi siamo la parte organizzativa insieme appunto al Marinelli. Alessandra, diciamo quindi promoserio con da una parte Val Seriana e dall'altra anche la Val di Scalve, quindi ricordiamo anche loro perché è una joint venture, un connubio riuscito perché ovviamente la gara diciamo è ampio respiro. Esatto, sì, noi promuoviamo sia la Val Seriana che la Val di Scalve. Abbiamo iniziato qua in Val Seriana, ma l'obiettivo a medio termine è organizzare una gara di mountain bike anche in Val di Scalve. Adesso stiamo organizzando con una società sportiva però in Val di Scalve, perché ovviamente abbiamo bisogno di un appoggio sul campo. Massimo, lei è assessore qui a Nembro, complimenti, un assessore giovane che crede nel futuro di una Nembro che piano piano sta prendendo veramente piede con la mountain bike. Non è una novità, però con la Val Seriana Bike Marathon sta diventando veramente forte. Assolutamente sì, siamo orgogliosi come amministrazione comunale di ospitare una manifestazione così importante. È da un paio d'anni che collaboriamo con Promoserio e Marinelli, alla quale va il nostro grazie a loro, a tutti gli sponsor e a tutti gli immensi volontari che si sono dati da fare affinché questa manifestazione riesca nel migliore dei modi. Dopo purtroppo il brutto meteo che abbiamo avuto a maggio, siamo qua, la testimonianza comunque è data dagli iscritti e dai presenti, abbiamo dato il massimo, noi siamo qua, investiamo nelle 2 ruote, investiamo nello sport e quando vediamo insomma questo spettacolo siamo solo che contenti. Abbiamo Claudio Martinelli del gruppo sportivo Marinelli, oramai in località Nembro da una vita perché sono esattamente 66 anni. Dico bene Claudio? Hai detto benissimo, 66 anni del gruppo sportivo Marinelli. Io voglio dire che siamo ancora galvanizzati da ieri perché la Marathon Baby è stata un successo e per noi della Marinelli vedere i bambini crescere e poi diventare così è una soddisfazione. Quindi dico grazie a chi ci ha dato una mano ieri, grazie a chi ci sta dando una mano oggi. Io spero che gli atleti trovino soddisfazione in tutto il lavoro che ha fatto Marzio, perché gli abbiamo chiesto ancora uno sforzo, gli abbiamo detto trova un percorso che piaccia veramente ai 316 atleti che ci sono qui oggi. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti. Marinelli ci ha messo il cuore, Promoserio ci dà una grossa mano perché è una collaborazione, come hai detto te, da 4 anni e sta andando veramente con i fiocchi. Tocca a te chiudere queste belle interviste e soprattutto dare forza, coraggio e un in bocca al lupo agli oltre 300 che oggi onorano a distanza di alcuni mesi perché era prevista per il lontano 19 maggio e Giove Pluvio ci ha messo in mezzo l'acqua, oggi un agosto meraviglioso, il 25 con il sole qui a Nembro. Sì, innanzitutto ringrazio tutti i concorrenti che sono venuti, che hanno voluto venire a questa Val Seriana Marathon. Noi ci abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di creare un percorso al meglio. Sappiamo che qua i percorsi sono duri e anche le discese tecniche così, noi ci abbiamo cercato di lavorare. Ovviamente le salite non mancano, il territorio è questo e non si può fare altrimenti, è difficile trovare altre soluzioni per riuscire a creare una gara di 45-60 km. Noi abbiamo trovato questo percorso sicuramente duro ma molto bello, spettacolare. Oggi la giornata è dalla nostra, il terreno è asciutto per cui non ci saranno né problemi di fango né niente e anche le discese sono in assoluta sicurezza. Bene, allora grazie a Marzio Deo, qui abbiamo la televisione MTV Channel con Battista Merisio.
Per il momento è tutto, l'appuntamento è qualche istante per lo start ufficiale della Valseriana Bike Marathon targata 2019 edizione numero 4.
La gara era veramente dura, la salita era un po' lunga per le mie caratteristiche e ripida, ok, in certi tratti anche tecnica, ho sofferto molto per arrivare al GPM, poi ho cercato di mollare di più possibile i freni in discesa. Sappiamo che sei un funambolo veramente bravo tecnicamente. Sì, ho forse un po' esagerato in un tratto, mi è scivolata la mano sulla manopola e ho fatto un volo abbastanza spettacolare. Ah, hai misurato, si dice in gergo, si misura quanti? 1 metro, 1,5 metri, un po' di più? Sono volato giù nelle spine e le ringrazio perché mi hanno attutito anche se erano un po' spinose appunto. Velocemente sono ripartito e ho continuato la discesa, poi ho bucato. Anche, quindi oltre ad aver misurato hai anche bucato, quindi fa rima ato. Esatto, poi però sono stato bravo a riparare velocemente, sono ripartito e ho cercato di non fare più danni fino all'arrivo e ora sono riuscito ad arrivare terzo. Ecco perché c'è un ritardo non indifferente legato al tuo volo, anche alla tua foratura, perché hai un ritardo di quasi 8 minuti sul primo, quindi è pesante in una marathon di 45 km nonostante il dislivello positivo al limite dei 2000 metri. Sì, beh, in realtà ne avrei presi tanti lo stesso. Ho avuto anche questi problemi, ma veramente bisogna fare i complimenti a chi è arrivato davanti, è stato fortissimo, in salita una bestia, anche in discesa credo. E beh, ma chi ha vinto è uno scalatore puro, Danielino Mensi. Molto probabilmente questa vittoria la dedicherà a qualcuno che lui conosce molto bene. Danielino, sei in forma notevole, a fine giugno un argento meraviglioso in quel di Aielli, poi hai preso un po', tra virgolette, di fiato e adesso riprendi il fine stagione alla grande con questa vittoria importante. Subito, direttamente, la dedica a chi? Al team che ti supporta ovviamente, al gruppo dei Cicli Fortuna o a qualcuno che fa di cognome Fortuna? Ma sì, hai detto bene, la dedica va a tutti quelli che hai nominato, perché comunque mi seguono sempre in 360 giorni l'anno, quindi di conseguenza la vittoria va a loro, lo staff, ai miei assistenti di oggi, agli assistenti nelle altre corse del team, alla famiglia. A tutti, chiaramente va alla mia fidanzata che oggi non è qua, però mi segue anche lei, è stata su con me praticamente 3 settimane a Livigno per la preparazione di questo finale di stagione. E cosa posso dire? Onestamente oggi non mi aspettavo di vincere, o meglio, sapevo di stare benino, ma non pensavo, sono arrivato giù ieri da Livigno, quindi sono ancora un po', se si può dire in gergo, ingolfato. Sicuramente l'appuntamento clou sarà il 22 settembre perché ci saranno i mondiali in Svizzera, marathon, e quindi cercheremo di arrivare lì nel migliore dei modi. Danielino, allora la chiave di volta, perché francamente anche tu, diciamo, ti sei trovato in testa che non pensavi dopo un carico pesante in altura. La chiave di volta dove hai ovviamente salutato il barbuto bergamasco, un tuo caro amico Johnny Cattaneo. Ma sì, in realtà sì, si può dire che ho scolinato davanti al GPM da solo. Sapevo che il Johnny su questi percorsi qua, soprattutto tecnici da guidare, soprattutto nel finale, in discesa, ha qualcosa in più di me, quindi ho voluto cercare di avvantaggiarmi e sono riuscito comunque a amministrare e arrivare da solo all'arrivo. Qualcuno come i bookmaker davano Johnny Cattaneo là in alto con l'oro, qualcun altro invece parlava di argento, nessuno di bronzo. Abbiamo fatto la domanda classica al tuo grande amico Danielino, cosa è successo e soprattutto che cosa, tra virgolette, ha portato Johnny Cattaneo ad andare a mettersi al collo questo argento importante, ma sappiamo che voi puntate sempre in alto, solo il primo posto. Beh, Daniele oggi è stato sicuramente il più forte, in salita aveva forse non una marcia in più ma 2, io ho fatto la mia gara regolare dal mio passo, sapevo che dal Poietto in giù cambiava corsa, infatti io sono tornato a 15 secondi dal finale, l'ho quasi agganciato, poi ho sbagliato un paio di bivi dalla velocità e niente, ha vinto meritatamente comunque. Niente, la gara è stata tiratissima, i distacchi lo dimostrano e anche molto dura, anche per questo siamo arrivati un po' alla spicciolata. Un'ultima domanda, caro Johnny, e poi andiamo in Floreale.
paga l'altura. Sappiamo che tu sei reduce dalla Folcol addirittura, dove hai preparato qualcosa di buono per il proseguo di stagione. Danielino, anche lui arriva dall'altura, non pensava comunque di far così bene perché bisogna metabolizzare l'altura. Tu soprattutto come ti vedi da qui a settembre, quando andremo ad affrontare qualcosa di importante, come ha ricordato Danielino Mensi, il mondiale marathon in quel di Grächen il 21 di settembre. Tu sarai una pedina fondamentale come regista della nazionale. Beh, innanzitutto bisogna guadagnarsi il posto. C'è qualche gara importante adesso, oltre a oggi c'era Marathon Bike della Brianza, c'è la Val di Fassa, sono tutte valevoli per qualificazione per andare al mondiale. Tornando al discorso dell'altura, più che fa bene, a noi serve per recuperare. Le nostre stagioni sono sempre più lunghe, arriviamo ad agosto-settembre che iniziamo a parlare in stampatello, come diciamo tra noi. Niente, ci serve un po' per recuperare, ci fa bene anche per staccare un po' per la testa, un po' per il fisico e niente, adesso vediamo a settembre come andrà. Non è sorridente, è felicissima, una stagione da incorniciare quella di Mara Fumagalli. Parlano di poker e io aggiungo cinquina, perché anche la Valseriana è tua dopo l'anno scorso. Dico bene? Il poker, lo ricordiamo, la Hero, l'Italiano, la Dolomiti Superbike e l'Europeo. Non sono in ordine, però ci siamo. Allora, cara Mara, al limite delle 3 ore, il percorso lo conoscevi, una piccola variazione sulla discesa del Poieto. Iniziamo dal di qui. Come l'hai trovata? E poi fai una bella considerazione sulla tua gara. Sei un pochettino, diciamo, tra virgolette, infangata, ma sei sempre splendida. Allora, la gara in sé a me è piaciuta tantissimo quest'anno, è una delle gare più tecniche di marathon che ci sono in ambito nazionale. E lo dice una campionessa europea, quindi l'hai provata perché anche Grächen il 21 di settembre, il mondiale marathon, sarà così. Sei molto brava e attenta anche nella preparazione. Scusami Mara. Sì, infatti, come dicevi tu, anche il mondiale sarà molto tecnico, per cui ho fatto anche un bel training di 3 settimane a Livigno e sono appena rientrata appunto per perfezionare quello che è la parte tecnica della mia... La gara, perché tutti vogliono sapere la gara, ecco, dove c'è stata la chiave di volta, chi è che ti ha seguito, perché dietro di te il vuoto, chi c'è di dietro, una Mazzuccotelli che ha vinto già 2 anni fa, oppure una Fasolis? Non ne ho la minima idea. Ah, tu quando parti apri il gas e arrivederci. Non mi giro mai indietro. Sei unica! Un applauso doppia! Loro dicono, sai cosa diceva? Tu non l'hai conosciuto. Silvano Ianis, che è amico di Martino Fruet. Lui è un trentino. Bisogna vincere, non monade. Io ho fatto forte le prime 2 ore di gara, poi dopo ho calato l'ultima mezz'ora. Però sono abbastanza contenta, pensavo anche peggio dopo l'altura, invece a regola sono andata anche abbastanza bene. Volevo ringraziare tutta l'organizzazione della Valseriana Marathon e il mio sponsor qua davanti a me, Mole Occhiali per lo Sport, che mi ha seguito. Ah, lo conosciamo bene, è Patron Oakley, no? È lui il padrone, l'americano, no? E ho conosciuto da lontano la ghigna. Ah, tu dicevi della preparazione in altura. L'ha detto anche Danielino, che anche Danielino è reduce da Livigno, un po' la Mecca a livello internazionale, quindi vuol dire che paga l'altura. 2 parole a riguardo e poi ti lasciamo andare ricordandoti che c'è la Floreale e alle 15 la premiazione finale. Prego Mara. Sì, esattamente, io e Daniele tra l'altro avevamo un appartamento uno di fronte all'altro, per cui anche ci siamo allenati qualche giorno insieme, siamo molto amici, per cui eravamo lì un po' titubanti e abbiamo detto caspita, l'altura sicuramente verrà fuori tra un po', chissà come arriveremo giù, invece è andata bene per entrambi, dai. Bene, siamo alla conclusione di questa giornata meravigliosa, direi da incorniciare, un bel sole, caldo, tanta gente, più di 300 iscritti, tutto questo, 4ª edizione di Valseriana Marathon, oggi 25 agosto qui a Nembro nell'anno domini 2019. Qui abbiamo una meravigliosa e giovane ex discesista, quindi sci alpino, Alessandra Visini, che rappresenta Promo Serio, quindi Seriana e Scalve, le 2 vallate assieme per veicolare questo posto incantevole sulla montagna orobica, assieme con il
gruppo sportivo Marinelli, da oltre 60 anni impegnato nell'attività sportiva e ludico-ricreativa. Che dire, una giornata veramente bellissima, non bella, quarta edizione, poco fa l'ho ricordato, di Valseriana. Siete già pronti per l'edizione del lustro il prossimo anno, nel 2020, l'anno delle Olimpiadi a Tokyo, estive, ma soprattutto sperando nel tempo, perché questo maggio, che vi ha visto ovviamente spostare tutto e non ovviamente gettare la spugna, ad oggi vi ha premiato. Buongiorno, buon pomeriggio, buona serata a questa meravigliosa creatura, Alessandra Visini per Promo Serio. Sì, oggi è andato tutto bene, siamo molto contenti, il tempo finalmente ci ha assistito, perché è 3 anni che prendiamo acqua sempre nella nostra data della Valseriana Marathon, quindi una bella giornata, fa tanto, fa quasi tutto, gli atleti sembrano contenti, dicono tutti che è tosta, che ho parlato adesso con alcuni arrivati, però sì, tosta è tosta, non possiamo nascondere. Scusa se ti interrompo, è tostissima, è tecnicissima ed è impegnativissima, sono tutti superlativi, 45 km per quasi 2000 metri, da 300 metri a 1350 il GPM del Poieto in pochissimi chilometri, e ovviamente Mensi che ha vinto, Cattaneo secondo e il terzo ovviamente che è stato quel bravissimo Andrea Righettini. Tutti hanno detto veramente una gara speciale che va portata avanti, quindi assieme voi di Promo Serio e Marinelli dovete puntare a qualcosa di importante, non tanto il lustro ma il decennale. Ok, ci proveremo. Adesso iniziamo a pensare già all'edizione 2020, quindi capire un attimo quando spostare la data, riportarla a maggio piuttosto che giugno o luglio. Effettivamente a maggio qua in questa valle piove tanto, gli ultimi anni piove quasi tutti i giorni. Adesso verificheremo anche col calendario FCI e ci metteremo ancora in gioco tra poco. Bene, allora ringraziamo Alessandra Visini per Promo Serio, un grazie a tutto il comitato organizzatore, soprattutto a quella persona meravigliosa che è Marzio Deo, che tanto ha voluto e tanto ha fatto per questa importante manifestazione. Per quanto riguarda MTV Channel è tutto, vi aspettiamo su questi canali meravigliosi con Battista Merisio e soprattutto con le bellissime immagini di questa Valseriana Marathon edizione numero 4. Ciao! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.